diamo la parola ad Agatino Lanzafame. Carissimo Presidente, carissimi amici, mi presento innanzitutto, sono Agatino Lanzafame, uno studente, un consigliere di quartiere, Presidente dell'Associazione Arché. Signor Presidente, la presenza di tantissimi giovani oggi testimonia come questi ragazzi siano pronti a rispondere alla sua chiamata alla responsabilità, a sentirci responsabili, a diventare protagonisti. Signor Presidente, lei ci ha chiamati, noi siamo qua. Riteniamo di avere passione, competenza, riteniamo di avere idee e vogliamo offrirle a questo partito, perché riteniamo che solo un grande partito dei siciliani e dei meridionali può difendere la nostra terra. Con questo spirito, signor Presidente, abbiamo realizzato un manifesto, lo trovate su internet al sito www.9idee-per-il-paese.tk. È un manifesto contenente idee che abbiamo realizzato per il partito, per i siciliani, per la classe dirigente. Noi vogliamo offrire un patrimonio di idee per far crescere il Sud e il Paese, perché soltanto se cresce il Sud il nostro Paese può crescere. Riteniamo che infrastrutture, dobbiamo colmare il gap che ci separa dal Nord Italia, sviluppo, le nostre imprese hanno bisogno di sostegno, specialmente le imprese dei giovani, le piccole e medie imprese, quelle imprese virtuose che assumono a tempo indeterminato. Riteniamo che ci sia una grande battaglia da fare per la legalità, per liberare i siciliani e le imprese siciliane da quello schifo che è la mafia. Riteniamo, signor Presidente, che c'è una grande battaglia sulle energie rinnovabili da fare, perché dobbiamo avere cura del Paese e del pianeta. Signor Presidente, le parliamo di idee semplici, di idee concrete, perché è questo che vogliono i cittadini, è questo che vogliono i giovani. Si dice che ci si è disaffezionati alla politica. No, signor Presidente, i giovani non sono stanchi della politica, sono stanchi della politica che litiga, sono stanchi della politica che non propone niente. Noi come partito abbiamo il dovere, come abbiamo fatto con il governo regionale, anche a livello nazionale, di dettare l'agenda al governo. Perché da tempo sentiamo parlare di un piano per il Sud, ma piano per il Sud non si è visto niente. Noi vogliamo veramente che il Meridione venga messo nell'agenda politica del nostro governo. Signor Presidente, questo manifesto lo offriamo al nostro partito, lo offriamo senza gelosie, per cominciare a fare un passo verso un movimento nuovo che sappia mettere da parte le correnti, che sappia rinnovarsi, che sappia creare un movimento giovanile che non prenda i vizi della politica dei grandi, ma sia una fucina di idee per il nostro partito. Signor Presidente, glielo offriamo perché noi crediamo in queste idee e siamo disposti a lottare, perché se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee, o non valgono niente le idee o non vale niente lui. Signor Presidente, noi ci crediamo e siamo con lei. Grazie Agatino.